E nei giornali di questa settimana, soprattutto veneti, ovviamente ampio spazio alla proposta di indipendenza veneta che sta dettando in questi giorni l'agenda del Consiglio regionale. E si convoca il Consiglio in seduta straordinaria per discutere e votare la proposta di legge 342 per indire il referendum sull'indipendenza del Veneto, seduta prevista per i prossimi giorni. Sì, questo è un tema, è un tema importantissimo, è un tema trattato da molte persone, soprattutto politici, senza averne un'adeguata conoscenza. È la vera opportunità per dare un cambiamento e una risposta efficace in tempi brevi alla emergenza sociale, emergenza del mondo del lavoro, emergenza fiscale e tributaria, emergenza istituzionale nel quale il Veneto sta morendo. E a me dispiace vedere anche i giornali di oggi che invece che dare spazio a quello che è uno strumento di democrazia diretta, a quello che è un progetto, ripeto, veramente rivoluzionario, perché pacifico, perché portato avanti con metodi democratici ed elettorali, si peritano di dire in un coro bipartisan, per esempio, uno spreco di soldi, senza vedere che invece lo spreco di soldi è rimanere ancorati a uno Stato italiano fallito, a uno Stato che ci carica di un residuo fiscale di oltre 22 milioni di euro all'anno, che se ci aggiungiamo anche gli interessi sul debito pubblico che noi non abbiamo prodotto, che non produciamo, vuol dire altri 9.000 euro, quindi quasi altri 9 miliardi di euro, chiedo scusa, per un totale quindi di 29, quasi 30 miliardi di euro, vuol dire quasi 6.000 euro a persona, bambini e anziani compresi, all'anno, che vengono sottratti dal territorio e destinati ad altre operazioni. Quindi quando leggo anche oggi dichiarazioni di Lucio Tiozzo, mentre lavoratori e imprenditori si suicidano, il centrodestra non trova nulla di meglio da fare. Vuol dire non conoscere la situazione, perché, caro Tiozzo e quelli che come lui la pensano, la indipendenza del Veneto, che è un atto di democrazia, è un atto coerente col diritto internazionale, è un atto positivo, una risposta positiva a una realtà di grave emergenza che l'Italia non è in grado di risolvere, bisogna trattarlo con maggior responsabilità, non con un linguaggio politichese di scuderia, di interessi di parte, con frettolosità che veramente ci lascia sdegnati. Per non giungere l'altro che del PDL, certo Maurizio Castro, dico volutamente certo perché non vorrei ricordarlo e mai più, dice: sono veneto in quanto italiano. No, è italiano in quanto veneto. Altro che veneto in quanto italiano, è italiano in quanto veneto, che il Veneto ha aderito all'Italia grazie ad un plebiscito che oggi noi vogliamo mettere alla prova in senso inverso, perché se siamo entrati in Italia in forza del plebiscito del 22 ottobre 1866, nessuno ci può togliere, in base ai diritti fondamentali dell'uomo, al diritto di autodeterminazione, che è un diritto naturale e quindi un diritto insopprimibile, non disponibile, non ci può togliere oggi la possibilità di esercitare, al contrario, una verifica referendaria se i veneti vogliono o no rimanere aggregati a uno Stato che li sta portando alla distruzione. E quindi dire è un referendum giuridicamente fasullo e culturalmente vile è un'offesa alla sua intelligenza, all'intelligenza delle persone che cercano in modo dignitoso, con responsabilità, una risposta ai problemi. Mi dica sto signor Maurizio Castro, cosa vuol dire giuridicamente fasullo? Abbia il coraggio di esporre delle tesi se le ha. Lo sfido ad un incontro pubblico, in piazza o in televisione, a esprimere le sue opinioni se le ha. Si informi prima di fare affermazioni che sì, quelle sono fasulle. Culturalmente vile veramente è il rifiuto del confronto. Cosa vuol dire culturalmente vile? Culturalmente vuol dire è vile che una persona che si trova in emergenza cerchi di salvarsi con un progetto che tra l'altro accomuna realtà come quelle del Veneto, altre comunità in Europa, la Catalogna, la Scozia, che quindi sono ugualmente culturalmente vili perché cercano una soluzione pacifica, democratica ed elettorale alle emergenze che questa Europa dei banchieri, che probabilmente Castro conosce meglio di me, ci sta portando alla morte delle istituzioni, alla vittoria della moneta sulla sovranità, alla vittoria della burocrazia sui diritti fondamentali del cittadino.
Da queste scelte, da questa miopia derivano le morti dei cittadini, il fallimento delle aziende, deriva il degrado sociale, deriva il rischio della rivolta sociale. Mi va di altro che spreco di soldi. Io sono ben lieto di sprecare una modesta somma, di impegnare una modesta somma, che peraltro imprenditori avveduti e responsabili, proprio per salvare quello che è salvabile, sono anche pronti a sostenere con anticipazioni loro, se non è in grado di farlo la regione o qualcuno volesse speculare su questo versante. Quindi affrontiamo questo problema con maggior responsabilità, dico, non in modo così frettoloso, in modo confuso, secondo anche paradigmi culturali che evidentemente sono paradigmi di sconfitta, paradigmi di potere, paradigmi di appartenenza, non criteri che sono criteri di libertà, di democrazia, criteri conformi al diritto internazionale, criteri che guardano al futuro. Io guardo in avanti, i cittadini vogliono guardare in avanti, non vogliono rimanere imbrigliati, irretiti in schemi di interessi che si collegano, che si conducono a interessi di casta o alla perpetuazione del potere costituito. Insomma, l'argomento è lungo, io chiedo scusa se mi sono accalorato, ma leggere queste cose effettivamente mi indignano un poco e io sono pronto, ripeto, siccome voglio, al di là del mio calore, voglio confrontarmi sempre in modo serio e profondo con gli argomenti seri. Dico a queste persone, a Tiozzo, a Castro e a chiunque altro ha voglia, alla Puppato di turno che in passato ha detto cose gravissime, a Franchetto che aveva detto che il popolo sbaglia perché quando si deve scegliere ha dimostrato che Gesù sulla croce ha scelto Barabba piuttosto che Gesù e quindi non bisogna far votare il popolo perché il popolo sbaglia. Se questo è il livello culturale, questa è viltà, nascondersi dietro delle frasi fatte, di ragionamenti che non hanno contenuto o a riferimenti storici impropri per sottrarre ai cittadini il diritto di scegliere se vogliono o no mantenere la loro aggregazione come veneti allo Stato italiano o conquistarsi lo spazio di libertà che dia a noi, i nostri figli, in modo dignitoso, in modo responsabile, una prospettiva nuova in un'Europa dei popoli, in un'Europa della burocrazia, della moneta e del degrado delle istituzioni. Noi ringraziamo l'avvocato Alessio Morosini, appuntamento ovviamente alla prossima settimana. Grazie a lei e grazie agli ascoltatori di Radio Veneto 1, ai quali chiedo scusa per essermi accalorato, però su questi temi non si può scherzare e non si può assolutamente essere indifferenti.